L'entusiasmo si sente ancora molto forte, abbiamo tenuto la prima conferenza stampa parlando in lingua veneta. Adesso per ragioni istituzionali parlo in italiano, ma abbiamo fatto un'intera conferenza anche di alto livello culturale, ospitando l'ex consigliere Beggiato, l'avvocato Renzo Fogliata, il linguista Michele Brunelli, per parlare della lingua veneta e dell'importanza di dare a essa valore e riconoscimento ufficiale per mantenere un patrimonio che è un peccato disperdere per ragioni puramente ideologiche. Parlare veneto è bello, è tipico della nostra terra, i 3/4 dei veneti comunemente parlano veneto durante il giorno in famiglia, non c'è alcuna ragione seria per negare il riconoscimento, per cui oggi abbiamo fatto questo, c'è stata grande affluenza, c'è grande entusiasmo, andremo avanti su questa strada. Per stimolare un processo di rivitalizzazione linguistica si possono individuare alcune leve chiavi, tra cui educazione, scuola, creazione di libri scolastici e altro. Lei cosa vorrebbe aggiungere a tutto questo? Io personalmente non aggiungo niente di mio. Quello che penso è che con questo seme, diciamo così, che abbiamo messo, altri possano poi declinarlo nelle varie maniere. Ok? Quindi, per dirla alla nostra, mica ho fatto la mia parte, adesso da qua può andare avanti gli altri. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il Veneto non è morto nei giovani, ma ha mutato di funzione. Lei cosa ne pensa? Penso che effettivamente questo è un fenomeno che capita non solo nel Veneto, l'evoluzione delle lingue anche da un punto di vista sociale è normale. Quello che contraddistingue la nostra situazione rispetto ad altri è che però noi alle spalle, oltre a questo fenomeno naturale, in questo momento non abbiamo un insegnamento scolastico, quindi abbiamo un ingrediente, non abbiamo l'altro, direi questo. È scandaloso che uno Stato democratico che si assume come si definisce democratico, come la Repubblica Italiana, non riconosca una nazione, qual è quella veneta, che esiste da secoli, che ha una lingua, una storia e una cultura, ne impedisce lo studio della storia nelle scuole, ne impedisce il riconoscimento linguistico, è semplicemente una violazione minima di quelli che sono veri e propri diritti umani, una violazione basilare dei diritti umani. L'autodeterminazione dei popoli si può esprimere in molti modi, semplicemente dall'indipendenza, ma anche solo nel riconoscimento all'interno della Repubblica Italiana di una autonomia importante e soprattutto della tutela culturale, cosa che manca nella maniera più assoluta. Se pensa che ancora per un'ordinanza prefettizia del 2009, il giorno di San Marco, i veneziani e i veneti non possono andare in piazza San Marco con una bandiera di San Marco perché rischiano di essere identificati dalla Digos, voglio dire neanche appunto, come è stato detto, in una dittatura come quella franchista questo accadeva. Parlando dell'Associazione Veneti nel Mondo, che annuncia l'apertura della 4ª edizione del premio Ambra Beggiato. Sì, è un premio che abbiamo istituito come Associazione Veneti nel Mondo per ricordare la memoria di mio figlio Ambra. Siamo arrivati alla 4ª edizione ed è aperto a tutte le comunità nel mondo e a tutti i territori che hanno fatto parte della Serenissima. È stato vinto da un brasiliano, da un messicano, da due croati, uno dalmata e uno del Fiume, quindi questa dimensione fin da inizio e speriamo che continui a mantenere questa dimensione qua. Abbiamo visto tutti i gentili ospiti presenti oggi e tutti con trasporto e entusiasmo. Credo che sia già un buon traguardo questo. Sicuramente le iniziative che slarga il cuore e che ne fa capire quanto è importante che sia questa battaglia per la nostra lingua e per la nostra identità.